Quarta notte gratis ad Agrigento per i turisti che arrivano all'aeroporto di Palermo e si registrano. Nasce l'Unione dei Comuni Costa Sicana. La Sicilia premiata con 400 milioni per il piano di rientro. Il 13 luglio riapre il ponte Petruse e a breve anche il viadotto Emera, al via con la Mare Monti. Dentista gratis ai minori in stato di fragilità inseriti in strutture educativo-assistenziali. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Come avete sentito dai titoli, una notte su 4 è gratis anche ad Agrigento. Per aderire all'iniziativa, i viaggiatori, dopo essersi registrati sul sito dell'aeroporto di Palermo, dovranno esibire la carta d'imbarco al personale della struttura ricettiva. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al fine di incentivare la ripresa turistica nazionale ed internazionale dopo il fermo avvenuto per diversi mesi dovuto al Covid-19, è stata presentata ieri presso i locali della Confcommercio di Agrigento l'iniziativa Vola a Palermo, prenota 4 notti, di cui una è gratis. La promozione serve per sviluppare e incrementare il turismo sul territorio palermitano. È stata ideata da Federalberghi Palermo in collaborazione con la GESAP, la società di gestione dell'aeroporto Falcone Borsellino, e si estende anche ad Agrigento grazie a Federalberghi della provincia, rappresentata dal presidente Francesco Picarella. Presenti ieri all'iniziativa l'amministratore delegato di GESAP Giovanni Scalia e il presidente di Federalberghi Palermo Nicola Farruggio. Un'iniziativa fatta da GESAP in collaborazione con Federalberghi Palermo, e oggi naturalmente, siccome è un accordo di reti territoriali, lo presentano ad Agrigento perché anche le strutture turistiche di Agrigento che vogliono aderire all'iniziativa saranno inseriti ben volentieri in questa importante promozione. Una promozione che è naturalmente nata dalla collaborazione appunto di Federalberghi Palermo, i nostri colleghi palermitani, insieme all'aeroporto di Palermo, che mette nelle condizioni per chi vuole arrivare in Sicilia e arriva con appunto l'aereo a terra a Palermo, ha la possibilità col biglietto aereo di collegarsi in una pagina dedicata e quindi poter fare la prenotazione e quindi stare nelle nostre strutture beneficiando appunto di questa notte gratis. I B&B sono inclusi? Assolutamente sì, sono inclusi, nonostante il Federalberghi farà da filtro per questa iniziativa, ma è disponibile questa iniziativa per tutte le strutture turistiche di Agrigento, naturalmente, che sono in forma imprenditoriale, quindi che hanno la possibilità e che hanno il codice REA della Camera di Commercio e che siano munite naturalmente di quella che è la classificazione della provincia regionale. L'offerta è vincolata solo a chi viene tramite l'aeroporto di Palermo o anche un turista che viene anche via terra col pullman in un altro modo? No, questa è un'iniziativa che naturalmente si inserisce in un accordo che è stato fatto proprio con GESAP, e naturalmente le strutture aderenti si sono impegnate a renderla utile naturalmente soltanto per questo canale. Sì, è un'iniziativa che tende a stimolare la domanda. In un momento di ripartenza post-Covid abbiamo voluto insieme all'aeroporto condividere un percorso nel quale gli albergatori di Federalberghi hanno voluto mettere qualcosa di proprio, ovvero una notte gratis a tutti coloro che, arrivando sull'aeroporto di Palermo, attraverso il loro ticket di viaggio, il biglietto aereo, potranno godere di un'offerta di una notte gratis su un minimo di 4 pernottamenti. L'iniziativa può essere prenotata direttamente attraverso questa offerta, attraverso la landing page dell'aeroporto di Palermo, quindi sul sito dell'aeroporto di Palermo, sia dal cliente individuale ma soprattutto anche dal canale delle travel agency, delle agenzie di viaggio, dei tour operator. L'iniziativa si completa anche attraverso un'offerta che anche le associazioni delle guide turistiche hanno voluto inserire come a livello promozionale, quindi con dei welcome meeting che accoglieranno i turisti in arrivo, che saranno stati prenotati o dalle agenzie di viaggio o attraverso i canali diretti tramite gli alberghi, e quindi si completa anche con quei servizi collaterali per creare una sinergia con la filiera del turismo, e credo che oggi questo sia un vero passo in avanti rispetto a un ragionamento di sistema che grazie a questa offerta si sta riunendo intorno a un tavolo. È una grande prova di collaborazione fra istituzioni. Federalberghi Palermo ci ha proposto questa iniziativa che insieme alla città metropolitana di Palermo abbiamo sposato, un'iniziativa che tende a offrire dei benefici ai turisti che arrivano a Palermo,
e quindi ci è sembrato giusto mettere al servizio di questa iniziativa tutta la nostra rete di contatti, il nostro sito, le compagnie aeree, gli altri aeroporti, insomma tutte le cooperazioni che abbiamo. Ovviamente è un'iniziativa aperta e quindi l'abbiamo estesa al territorio e a tutte le strutture, e Agrigento con grande entusiasmo sta anche essa partecipando, un'iniziativa che già è attiva da una decina di giorni e che comunque sta portando un interessante volume. È un momento ovviamente di ripartenza e di difficoltà, perché diciamo tutto quello che è successo recentemente fa sì che la mobilità sia parzialmente ridotta, però è importante che noi spingiamo la nostra destinazione turistica dando dei benefici ai turisti in modo tale che la scelgano sempre di più. Da questo punto di vista i segnali sono confortanti, perché stiamo ripartendo con 70 rotte, quindi di cui oltre 50 internazionali, una connettività importante, e quindi continuiamo a lavorare per rendere sempre più attrattiva la nostra Sicilia. Nasce nell'Agrigentino l'Unione dei Comuni Costa Sicana, ne fanno parte Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana e Cattolica Eraclea. I dettagli nel servizio. 5 comuni costieri agrigentini si uniscono per rilanciare il turismo. Le amministrazioni comunali di Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana, Montallegro e Cattolica Eraclea hanno dato il via al progetto Costa Sicana. I comuni si stanno consorziando per mettere a profitto le peculiarità geomorfologiche e territoriali per rilanciare quest'area agrigentina della fascia costiera da un punto di vista turistico, sfruttando risorse e progettualità per la valorizzazione e la promozione di 5 comuni marinari. Si è già provveduto alla distribuzione dei ruoli con l'assessore al turismo Saldi Betta di Porto Empedocle, che sarà il rappresentante regionale, ed Enzo Zambito di Siculiana, che sarà invece il coordinatore delle associazioni coinvolte nell'Unione. Oggi, dice Saldi Betta, parte un progetto che coinvolge un'area della Sicilia che attraverso lavoro sinergico e capillare troverà nuova linfa per spingere investimenti e progettualità che devono avere ricadute benefiche sul territorio, e la nostra ricchezza sono il mare, le spiagge e l'ospitalità. Adesso si lavorerà per intercettare i fondi, per migliorare i servizi integrati. Siamo tutti molto motivati, abbiamo le idee chiare. La Costa Sicana non è un'idea velleitaria, ma invece un progetto che può sostenere iniziative vincenti e promozionare un territorio che deve aprirsi ai mercati emergenti, offrendo innovazione e valorizzando la nostra storia e la nostra identità. Quello che va da Sciacca alla Scala dei Turchi di Realmonte è un cammino costiero avventuroso lungo le infinite spiagge, sopra e sotto le bianchissime falesie di Marna della selvaggia costa agrigentina. È una Sicilia prettamente estiva e marittima, ma anche una visione lontana dalle classiche rotte del turismo balneare, perché ci si trova comunque in uno dei tratti di costa meno antropizzati di tutta l'isola e anche in uno dei tratti più belli. Eraclea Mino, alla foce del fiume Platani, la riserva di Torre Salsa e la Scala dei Turchi sono luoghi di grande bellezza e fascino. È una zona quasi priva di infrastrutture turistiche, percorsi segnati, e quindi vi affiderete alla creatività della vostra guida e della gente del posto, si legge in una nota. Siamo all'interno del distretto sicano, in provincia di Agrigento, dove il turismo è ancora artigianale, autentico, fatto di accoglienza, incontri e relazioni. Il cammino lungo la costa sicana è quindi un viaggio, come tutti quelli in Sicilia, fatto di incontri con gente che vive di amore e passione per la propria terra. Sono 9 i nuovi contagiati da coronavirus in Sicilia, 8 sono i migranti risultati positivi e trasportati a Noto, l'altro invece è stato riscontrato in provincia di Trapani, nessun nuovo focolaio sull'isola dunque. Al contrario di quanto successo per i migranti rimasti sulla nave a Porto Empedocle, questi casi sono stati conteggiati come siciliani perché sono scesi sulla terraferma. La Sicilia premiata con oltre 400 milioni per il piano di rientro. I dettagli con Lello Casesa. Sono circa 400 milioni di euro i fondi comunitari approvati dalla Giunta Musumeci per finanziare l'emergenza. Serviranno per acquistare materiale per la didattica a distanza, per potenziare le sedi delle scuole, per combattere la dispersione scolastica, per aiuti alle imprese, per il sostegno dei noleggiatori con conducente e soprattutto per il turismo. Lo dichiara il vicepresidente della Commissione Gucciardi nello schema da presentare prossimamente in aula. Sono state ridotte diverse voci per l'innovazione tecnologica, programmi per il wifi pubblico, per sostenere l'export e soprattutto per finanziamenti per le infrastrutture, oltre a quelli per recuperare i lavoratori nelle aziende confiscate. Il governo ha sottratto 140 milioni di euro al patto per il Sud, che erano stati destinati inizialmente per le strade secondarie, per la realizzazione di vie di fuga sulle strade e per i finanziamenti ai beni culturali, e oltre 24 milioni di euro per il contrasto del rischio di frane.
Incendio sul viadotto Spinola. Poco prima di Contrada Ciuccafa a Porto Empedocle è stata chiusa al transito la strada statale. A prendere fuoco la motrice di un camion. L'uomo alla guida è riuscito a mettersi in salvo in tempo. Sotto shock gli automobilisti che si sono ritrovati in un incubo. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Nessun danno alle persone. Lunedì 13 luglio il viadotto Petrusa lungo la strada statale siciliana 122 che collega la città di Favara al capoluogo agrigentino verrà riaperto al transito. A comunicarlo il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri, che lunedì 13 luglio si recherà sul posto per la consegna e l'apertura del nuovo viadotto. La strada Mare Monti diventerà realtà. Si tratta di un importante collegamento viario tra l'Agrigento-Palermo, l'ex Corleonese Agrigentina e la Siracusa Porto Empedocle Castelvetrano. Il progetto prevede l'ammodernamento dell'asse già esistente, costituito da alcune strade provinciali che dalla costa occidentale risalgono verso l'entroterra. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. La strada Mare Monti diventa realtà. Ancora una volta il governo Musumeci trasforma le parole in fatti concreti. Così l'onorevole Savarino, al termine di una riunione che si è tenuta a Palazzo d'Orlean tra il presidente della regione, la presidente della quarta commissione e una delegazione di sindaci dell'area montana, Bivona, Lucca Sicula, Burgio, Alessandria della Rocca, Cianciano. Questo importante finanziamento serve a collegare l'area interna della nostra provincia alla zona costiera. Oltre che a migliorare la qualità della vita dei residenti, avrà refluenze positive sul turismo. Ringrazio il presidente Musumeci per la sua concretezza e per l'attenzione che presta alla nostra provincia. Il sindaco di Bivona Cinà aggiunge: sono molto soddisfatto della sinergia che si è creata. A nome di tutti i sindaci dell'area montana ringrazio l'onorevole Savarino e il presidente Musumeci. Oggi assieme ai sindaci di Cianciana, Alessandria della Rocca, Burgio e Lucca Sicola siamo stati ricevuti dal presidente della regione Musumeci e dall'onorevole Savarino, che ringrazio, per compiacerci della deliberazione della giunta regionale che stanzia 3 milioni di euro per la progettazione esecutiva della strada Mare Monti, una strada che è stata promessa a questo territorio da tantissimi anni e che era arrivata soltanto ad uno studio di fattibilità. Oggi invece con questa deliberazione si arriverà alla progettazione esecutiva e quindi si renderà cantierabile l'opera. Ed è un tassello importante per il nostro territorio, perché ci fa ben sperare anche per l'impegno del governo regionale nel finanziare il primo lotto della strada. Questo si aggiunge anche ai finanziamenti che ci sono stati in questi ultimi anni per la Bivona Palazzo Adriano per 2 milioni e mezzo di euro, che è già stata appaltata, per la Bivona Lucca Sicola che per uno stanziamento di 3 milioni di euro che andrà a gara d'appalto nel mese di agosto, e per la Bivona Borgo Bonsignore per la manutenzione straordinaria per la gara d'appalto che andrà a settembre a gara per 14 milioni di euro. Questi sono tutti finanziamenti che consentiranno di far uscire il nostro territorio dalla marginalità territoriale in cui vive, ed è frutto anche di un lavoro sinergico fatto dai sindaci, che devo dire in questi anni non ci siamo risparmiati nel cercare di perorare questa causa, per dare la possibilità ai nostri cittadini di avere le stesse possibilità di altri territori, per essere più vicini a quelle che sono le aziende ospedaliere e per dare l'opportunità alle attività produttive di avere tempi di percorrenza minori ed essere più competitive. Quindi ci riteniamo soddisfatti del lavoro che si sta facendo, anche perché la concretizzazione di questi lavori sarà, almeno in parte, sarà nell'immediato, quindi si darà l'opportunità immediatamente di poter beneficiare di questi finanziamenti.
Viadotto Imera sull'autostrada A19 Palermo-Catania, dopo 5 anni si riavvicina la riapertura, dopo la frana del 2015. C'è il servizio. Sono in fase di completamento i lavori di ricostruzione del viadotto Imera sull'autostrada A19 Palermo-Catania, che il 10 aprile del 2015 fu danneggiato da un movimento franoso che ne rese necessaria la successiva demolizione. Lavori che hanno previsto un investimento di quasi 11 milioni di euro. Nelle scorse ore è stato portato a termine il vario in quota dell'impalcato del nuovo viadotto. Si tratta dell'ultimo dei 7 conci. Le 7 sezioni, di lunghezza variabile tra i 28 e i 52 metri e di massa compresa tra le 120 e le 260 tonnellate, costituiranno le 3 campate per lo sviluppo complessivo di 270 metri. La campata centrale, di luce 130 metri, consentirà di scavalcare la parte centrale del corpo di frana. Nel 2015 il viadotto, a causa del vasto movimento franoso del terreno su cui poggiavano i piloni, finì per appoggiarsi sul cavalcavia della carreggiata opposta, causando l'interruzione nei 2 sensi di marcia dell'arteria che collega Palermo con Catania. Da allora furono tanti disagi per gli automobilisti e camionisti, costretti ad una lunga deviazione per bypassare il viadotto. 7 mesi dopo arrivò la costruzione da parte dell'ANAS di un bypass per scavalcare la carreggiata del viadotto franato. La carreggiata per Palermo venne riaperta il 30 aprile del 2016 dopo varie verifiche statiche. I lavori di costruzione del viadotto franato vennero invece avviati il 15 maggio del 2018 e adesso, anche se con ritardo, sono in dirittura di arrivo. Adesso la pubblicità, tra poco vi aspetto. Servizio medico-dentistico a minori in stato di fragilità inseriti nelle strutture educativo-assistenziali. Il Comune di Agrigento firma una convenzione. Vediamo. Firmato stamani il protocollo d'intesa stipulato tra il Comune di Agrigento e l'Associazione Nazionale Archee per fornire prestazioni odontoiatriche gratuite ai minori ospiti di comunità di accoglienza della nostra provincia. L'iniziativa è stata illustrata ai rappresentanti delle comunità per minori di nazionalità italiana che operano nel nostro territorio. Oggi sigliamo un protocollo di intesa con un'associazione che si chiama Archee, che si occupa delle cure odontoiatriche ai ragazzini che sono ospiti nei centri di accoglienza, per ragazzi che sono obbligati a stare in questi centri da provvedimenti in generale dell'autorità giudiziaria, quindi la maggior parte anche italiani. È una bellissima iniziativa che ci è stata proposta dall'associazione Archee, che noi abbiamo accolto con entusiasmo, perché si occupa veramente di una fascia di ragazzi, di popolazione che è fra le più fragili. Sono ragazzi che hanno problemi in famiglia e quindi sono obbligati a stare in comunità, e per i quali le cure odontoiatriche sono veramente l'ultimo delle preoccupazioni per tutti quelli che ne hanno cura. L'avere la possibilità di offrire gratuitamente a queste persone delle cure, ma non solo delle cure, perché parallelamente ci sarà un altro progetto che si occuperà della prevenzione delle malattie odontoiatriche e della istruzione, per prevenirle. Questo è un progetto veramente molto interessante e molto bello. L'amministrazione veramente ha messo grande impegno per portare avanti. Questo doveva avvenire alcuni mesi fa, poi la pandemia ci ha bloccati, adesso stiamo riprendendo e oggi c'è questa riunione operativa con i responsabili delle strutture che si occupano di questi ragazzi. È una riunione organizzativa, pratica, non è aperta al pubblico ovviamente, e quindi cercheremo di portarla avanti al migliore del modo. Allora, Archee ha come progetto principale un dentista per amico, che consiste nelle cure dentali gratuite per minori a disagio inseriti nelle comunità, centri diurni, centri socioeducativi. Il nostro appello chiaramente è a far aderire il maggior numero dei dentisti che possano donare la loro opera a questi bambini che sono in difficoltà, e chiaramente le comunità, come oggi nella riunione di oggi, le stiamo informando perché possano aderire al progetto e portare i minori a curare dai dentisti che aderiranno.
In questo senso l'assessorato chiaramente al sociale qui nel comune di Agrigento, quindi l'assessore Riolo, ha dato una grossa mano, una grossa apertura a questa nostra iniziativa. Scorte idriche ridotte, guasti alle condotte. La provincia di Agrigento è alle prese con una nuova emergenza. Da Favara a Sciacca i comuni assetati sono sempre di più e a Licata è stata distribuita acqua giallastra. I dettagli nel servizio. Tra guasti e scorte esigue, i sindaci fanno la guerra con Girgenti Acque per scongiurare la crisi idrica nel periodo più delicato dell'anno, la stagione estiva. Ieri l'ennesimo guasto ha penalizzato le città di Favara e Sciacca, che si aggiungono a quelle già interessate dalle interruzioni sugli acquedotti del Voltano e del Tre Sorgenti. La gestione commissariale del servizio idrico integrato ATI e G9 ha infatti reso noto che a seguito di un guasto riscontrato sulla condotta di adduzione del partitore di Aragona al serbatoio Cartesio del comune di Favara è stata interrotta la fornitura idrica per effettuare un improcrastinabile intervento di manutenzione. I necessari lavori di manutenzione sono stati ultimati nel tardo pomeriggio di ieri, ma nella giornata di oggi, non essendo stato accumulato un volume d'acqua sufficiente, la distribuzione idrica prevista non verrà effettuata. La distribuzione, dice la società idrica, tornerà regolare a partire da domani e si normalizzerà con i dovuti tempi tecnici. Nel pomeriggio di ieri è stato inoltre riscontrato un mancato funzionamento delle pompe dei campi pozzi di Contrada Carboi nel comune di Sciacca. Girgenti Acque ha già provveduto a ripristinare il regolamentare funzionamento, ma non essendo stato accumulato un volume d'acqua sufficiente nei serbatoi comunali, i turni di distribuzione idrica denominati 1A, 1B e 14 nel comune di Sciacca saranno iniziati in ritardo rispetto al programma previsto e anche qui si profila una carenza idrica a danno degli utenti. Si sta cercando inoltre di riparare il guasto che si è registrato lungo la condotta di adduzione del Tre Sorgenti, che ha lasciato senza una goccia d'acqua i comuni di Naro, Grotte, Castrofilippo e Racalmuto. I sindaci si fanno sentire, alzano la voce, sbattono i pugni sui tavoli, ma la situazione purtroppo non accenna a migliorare. Oltre alla quantità c'è anche il problema della qualità dell'acqua erogata. A Licata, ad esempio, i residenti della Playa, una delle zone insieme al Villaggio dei Fiori e al villaggio agricolo in cui nei giorni scorsi l'uso dell'acqua per fini potabili era stato vietato perché i parametri non erano conformi alla norma, hanno denunciato che dai rubinetti delle loro case esce un liquido giallastro. A segnalare l'accaduto è stato Salvatore Manuello, luogotenente carabinieri in pensione. Aprendo il rubinetto dell'acqua corrente, ha detto Manuello, l'acqua potabile che usciva era color spuma o color fango, anche l'odore, si fa per dire, era piuttosto allarmante. Nessuna chiusura in atto in vista per il centro trasfusionale del presidio ospedaliero Barone Lombardo di Canicattì, è quanto emerge da un incontro svoltosi alla sede legale dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Vediamo. Nessuna chiusura in atto o in vista per il centro trasfusionale del presidio ospedaliero Barone Lombardo di Canicattì è quanto emerge da un incontro che si è svolto ieri mattina presso la sede legale dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, alla presenza del direttore generale Alessandro Mazzara, del direttore sanitario Gaetano Mancuso e del sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura. Il messaggio del tutto rassicurante sia per la popolazione di Canicattì che per quella del comprensorio arriva al termine di un aspro confronto che si è svolto anche alla presenza dell'assessore alle politiche sociali del comune di Canicattì Antonio Giardina, del direttore dell'unità operativa complessa di medicina trasfusionale di Agrigento Filippo Buscemi e della responsabile del settore personale dell'ASP Beatrice Salvago. Alcuni dubbi circa l'operatività del centro trasfusionale di Canicattì erano emersi giorni fa a causa della rimodulazione dell'attività derivata dal prepensionamento di un medico in servizio, della contemporanea accettazione da parte di altri due professionisti di contratti di lavoro presso altre aziende e della mancata presentazione di nuove istanze ad un bando già pubblicato dall'ASP di Agrigento. A queste criticità il vertice aziendale intende porre rimedio intensificando le azioni di reclutamento del personale, autorizzando il ricorso alle prestazioni aggiuntive per i sanitari in servizio e disponendo che Filippo Buscemi assicuri una presenza pressoché costante presso il centro trasfusionale di Canicattì al fine di gestire e coordinare le varie attività. Proprio il dottor Buscemi, nel proporsi con massimo impegno, ha voluto precisare che in più di 30 anni il centro trasfusionale di Canicattì ha garantito il supporto ai tanti pazienti del territorio e addirittura spesso, in momenti di crisi, anche sostenuto i centri trasfusionali di Palermo.
ne sono diretto testimone, in quanto, ha detto Filippo Buscemi, avendo lavorato per tanti anni all'ospedale Cervello di Palermo, ho utilizzato anche il sangue proveniente da Canicattì, inviato dal sempre presente dottor Morgante per trasfondere i pazienti trapiantati. Oggi, per la carenza contingente di personale, si è deciso, a tutela dei pazienti del bacino del distretto G1 e solo per il periodo estivo, di centralizzare le reperibilità notturne del centro di Agrigento, che da anni supporta un numero doppio di pazienti e che garantirà il sangue, oltre che a Canicattì, anche a Licata. La rimodulazione, conclude Filippo Buscemi, è di carattere temporaneo e al massimo a fine estate e tutto tornerà come prima, nel pieno rispetto della storia del piccolo ma efficiente centro trasfusionale dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Con la relazione annuale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione viene fatto il punto sul modo in cui cambiano le attività corruttive a partire dalle mazzette, che diventano ormai anche di pochi euro. L'ANAC si sofferma poi sul crollo degli appalti durante l'emergenza Covid e sulle spese effettuate dallo Stato, denunciando un'abnorme lievitazione dei prezzi per dispositivi di prevenzione. Lello Casesa. Che infatti ha registrato oltre 60.000 procedure di appalti connesse all'emergenza sanitaria per una spesa complessiva di 3 miliardi. Di questi solamente la Sicilia ha speso 45 milioni di euro. La voce più significativa è quella relativa alla fornitura di dispositivi di protezione individuale, che da sola rappresenta quasi il 70% del totale. Mascherine e altri dispositivi come guanti, camici e visiere. L'ANAC ha rilevato nel report più corruzione delle mafie, i cui effetti per il coronavirus sono stati devastanti. Il trend del fenomeno corruttivo delle mafie è dunque in continuo aumento. Le organizzazioni criminali ricorrono sempre più spesso a sistemi di corruzione per raggiungere i loro scopi, approfittando anche dell'emergenza come quella in corso, con effetti devastanti sul sistema economico e sulle imprese sane, già pesantemente colpite dalla crisi. Sono stati utilizzati infatti dei supercommissari e l'affidamento diretto fino a 150.000 euro senza alcuna consultazione delle imprese. Non è togliendo le regole che il sistema funziona meglio, al contrario, le deroghe indiscriminate creano confusione e le imprese non hanno punti di riferimento e si rischia di favorire la corruzione e la paralisi amministrativa. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Incendio nell'area ex Silos di Messina, adibita a parcheggio di auto poste sotto custodia da parte del comune. Vediamo. Paura per un vasto incendio nel tardo pomeriggio di ieri a Messina. Le fiamme hanno interessato l'area degli ex granai Silos in via Campo delle Vettovaglie. Un rogo che ha impegnato per ore i vigili del fuoco per la presenza nel deposito di diverse autovetture. I mezzi sarebbero quelli messi sotto custodia. Gli ex granai si trovano a pochi passi dal porto storico di Messina. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per circoscrivere il rogo. Si ipotizza la natura dolosa dell'incendio, che ha mandato totalmente distrutto un vecchio furgone e danneggiato una decina di mezzi che si trovavano stipati nel deposito comunale. Le fiamme si sarebbero sviluppate intorno alle 19:30. Nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il rogo si è esteso ai mezzi presenti all'interno della struttura, rischiando di provocare conseguenze ancora più gravi. In serata l'incendio è stato domato, ma adesso gli inquirenti sono al lavoro per accertare le cause dell'incendio. Come detto, non è esclusa l'ipotesi dolosa. Un altro incendio aveva interessato la stessa struttura degli ex granai di Messina nell'estate dello scorso anno. Nell'agosto 2019 un rogo si era sviluppato al suo interno. Un denso fumo nero era stato visto fuoriuscire dalla torre dei silos, facendo scattare l'allarme. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco, che ha scongiurato anche in quell'occasione il peggio. Qualche mese fa invece un incendio aveva interessato il deposito dello stadio San Filippo di Messina, dove sono stati distrutti alcuni mezzi posti sotto sequestro. Indagini a tutto campo sono state avviate per accertare eventuali collegamenti tra i diversi episodi. L'ex sindaco di Castelvetrano, Antonio Vaccarino, 74 anni, processato per concorso in rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento personale con l'aggravante per mafia, è stato condannato dal Tribunale di Marsala a 6 anni di carcere. C'è il servizio. Il Tribunale di Marsala ha deciso: l'ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino, 74 anni, è colpevole ed è stato condannato a 6 anni per concorso in rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento personale con l'aggravante per mafia.
L'ex politico era stato arrestato il 16 aprile del 2019 insieme a 2 carabinieri, il tenente colonnello Marco Alfio Zappalà e l'appuntato Giuseppe Barcellona, entrambi condannati dal gruppo di Palermo Annalisa Tesoriere nell'ambito delle indagini sul boss latitante Matteo Messina Denaro. Secondo il PM della DDA Francesca Dessì e Pierangelo Padova, Vaccarino avrebbe ricevuto da Zappalà, in servizio alla DIA di Caltanissetta, la trascrizione della registrazione di un colloquio tra 2 indagati che parlavano tra di loro di vicende relative al superlatitante. A sua volta l'ex politico lo avrebbe inoltrato a Vincenzo Sant'Angelo, titolare di un'agenzia funebre già condannato per mafia. Ad essere intercettata fu una conversazione tra i 2 soggetti che parlavano del funerale di Lorenzo Cimarosa, cugino acquisito del boss e collaboratore di giustizia, morto nel gennaio 2017. Ad essere intercettato fu poi lo stesso Vaccarino mentre ne leggeva una parte. Prima di leggere il dispositivo di sentenza, il Tribunale di Marsala ha acquisito una lettera di Vaccarino ricevuta in questi giorni dai giudici. L'imputato ha assistito alla sentenza in videocollegamento dal carcere di Catanzaro, dove si trova detenuto dal 1 gennaio. Alla prima udienza del processo, celebrata lo scorso 25 febbraio, Vaccarino chiese di rendere dichiarazioni spontanee. «Ho sempre combattuto la mafia», disse, «ho contribuito alla sconfitta della sua manovalanza, le forze dell'ordine lo possono confermare. Ho collaborato con i servizi segreti e a questo devo la mia condanna a morte da parte del sanguinario Matteo Messina Denaro. Per i mafiosi sono un morto che cammina, ma io da ex sindaco non fuggo, però mi strazia il cuore l'infamia di un favoreggiamento a persone che ho sempre combattuto», e dopo parole di stima per i giudici che prendiamo dalle cronache, concluse dicendo che crede nel giudizio di Dio. Omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio dell'89 a Villagrazia di Carini. Dopo 31 anni chiesto il processo per 2 boss. Vediamo. La Procura Generale di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di Antonino Madonia e Gaetano Scotto in merito al duplice omicidio dell'agente della Polizia di Stato Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio all'epoca dei fatti in stato di gravidanza, nonché il rinvio a giudizio per Francesco Paolo Rizzuto per il reato di favoreggiamento aggravato. Ripercorrendo l'episodio, la sera del 5 agosto 1989 i coniugi Agostino vennero uccisi a Villagrazia di Carini, nel Palermitano, a colpi di arma da fuoco innanzi l'ingresso dell'abitazione estiva della famiglia Agostino. A sparare 2 killer giunti a bordo di una moto di grossa cilindrata, successivamente rinvenuta non distante dal luogo dell'eccidio, parzialmente bruciata. Indagini particolarmente complesse per evidenti anomalie, per l'assenza di un movente plausibile, per le dichiarazioni dei suoi superiori che lo presentavano solamente come un agente addetto a servizio volanti del commissariato di Palermo San Lorenzo, senza aver mai svolto indagini né ricoperto incarichi sensibili. Nessun'ombra del resto sulla sua vita professionale. Indagini, dicevamo, particolarmente complesse anche perché venivano sottratti alla visione della magistratura documenti essenziali per la distruzione di manoscritti del poliziotto rinvenuti nel corso di una perquisizione dopo il duplice delitto. Si sommavano anche l'iniziale reticenza di soggetti informati dell'operatività segreta dell'Agostino nell'ambito di una struttura di intelligence, nonché l'assenza di dichiarazioni di collaborazione di giustizia, indici che caratterizzavano il peculiare regime di segretezza, soprattutto dell'ultimo segmento della sua vita, e che le ragioni della sua soppressione dovevano restare occulte anche all'interno di Cosa Nostra. Grazie ad un complesso lavoro della Procura Generale di Palermo, basato su indagini condotte dalla DIA, su inedite dichiarazioni di collaboratori di giustizia, di persone informate, su intercettazioni e su risultanze investigative acquisite in coordinamento con altre procure, emergeva che l'agente Agostino assolveva anche a mansioni coperte, apparentemente finalizzate alla ricerca di latitanti di mafia di spicco. Dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia indicavano Gaetano Scotto e Antonino Madonia come esecutori materiali del delitto, ma il movente si rivelava complesso.
Nella ricostruzione della Procura Generale al vaglio del GUP emergeva che Agostino, Emanuele Piazza, Giovanni Aiello, cosiddetto facce da mostro, Guido Paolilli ed altri componenti allora apicali dei servizi di sicurezza faceva parte di una struttura di intelligence che in fase di reclutamento veniva rappresentata con finalità di ricerca latitanti, ma in realtà si occupava di gestire complesse relazioni di cointeressenza tra alcuni infedeli appartenenti alle istituzioni e l'organizzazione criminale Cosa Nostra. Emergeva altresì che Agostino aveva compreso le reali finalità della struttura cui apparteneva, aveva offerto una pista per pervenire alla cattura di Totorrina a San Giuseppe Jato e se ne era allontanato poco prima del suo matrimonio, fatto che era stato posto a fondamento della decisione di uccidere lui e la moglie. Oggetto dell'istruttoria compiuta sono anche rapporti di appartenenti alle istituzioni con Antonino Madonia, capo del mandamento di Resuttana, e Gaetano Scotto dello stesso mandamento, e da sempre indicato come il trade union con appartenente ai servizi di sicurezza. Prove raccolte ed offerte alla valutazione del GUP riguardano dichiarazioni di collaboratori come Vito Galatolo, Giovanni Brusca, Francesco Marino Mannoia, Francesco Di Carlo, Giuseppe Marchese, Francesco Onorato, ma anche di testimoni vicini ad Agostino come colleghi e familiari. Ulteriori conferme sono scaturite dalle intercettazioni telefoniche dimostranti il coinvolgimento della struttura in alcuni importanti depistaggi. Indagini della DDA di Palermo ed acquisite dalla Procura Generale facevano emergere rapporti di Nino Agostino con Giovanni Falcone nella fase in cui questi stava investigando sulla cosiddetta pista nera per l'omicidio del presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. Nuove indagini facevano emergere la figura di Francesco Paolo Rizzuto, detto Paolotto, all'epoca dei fatti minorenne, amico personale di Antonino Agostino. Rizzuto, al momento del duplice omicidio, si trovava sul posto e la notte precedente aveva partecipato con Antonino ad una battuta di pesca. I due avevano dormito presso l'abitazione estiva degli Agostino a Villa Grazia. La mattina dopo il poliziotto si sarebbe recato in ufficio, mentre Francesco Paolo Rizzuto si sarebbe attardato presso gli Agostino. Investigazioni della DIA palermitana al vaglio del GUP danno il Rizzuto autore di false dichiarazioni, contraddittorie e reticenti in ordine a quanto accaduto il giorno e nel luogo del delitto e per tale motivo è stato iscritto dall'autorità giudiziaria per favoreggiamento personale aggravato. La vecchia chiesa madre di Montevago, che si trova fra i ruderi del terremoto del 68, candidata ai luoghi del cuore, la campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, promossa dal Fondo Ambiente Italiano. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Anche la vecchia chiesa madre di Montevago, candidata ai luoghi del cuore. È con grande entusiasmo che il primo cittadino, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, che abbiamo aderito alla campagna del FAI con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere in tutta Italia i nostri luoghi del cuore e della memoria. In questi anni ci siamo impegnati per rendere vivo il vecchio centro distrutto dal terremoto, organizzando proprio qui diversi eventi culturali ed enogastronomici. La vecchia chiesa madre è il simbolo del nostro paese ed è stato già finanziato un progetto di restauro che ci consentirà di renderla fruibile al pubblico ai fini turistici. I luoghi del cuore è un importante progetto di sensibilizzazione sul valore del patrimonio artistico, naturalistico e paesaggistico italiano, che permette ai cittadini di segnalare al Fondo Ambiente Italiano, attraverso un censimento biennale, i luoghi che meritano tutela e valorizzazione. Durante il censimento si contribuisce a salvare questi luoghi votandoli e facendoli votare. I vincitori riceveranno un contributo economico a fronte di un progetto concreto. La cattedrale di Montevago fu costruita sul luogo dove sorgeva un tempo la chiesa del Santissimo Crocifisso e dedicata agli apostoli Pietro e Paolo e fu iniziata a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo dal principe Giovanni Gravina Moncada. Per votare si può accedere sul sito del FAI cliccando il link Fondo Ambiente Luoghi Chiesa Madre di Montevago Vecchia.
È morto all'età di 89 anni, quasi alla vigilia della festa in onore di San Calogero d'Agrigento, Monsignor Lucio Ligregni, rettore della Rettoria del Carmine e per anni rettore del Santuario San Calogero di Agrigento, direttore di Radio Diocesana Concordia e dell'Ufficio Scolastico Diocesano. Nato a Cammarata nel 1931, entra in seminario a soli 12 anni e viene ordinato sacerdote all'età di 26. I funerali si terranno domani alle 16 nella chiesa madre di San Giovanni Gemini, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita accudito dai nipoti e prestando il suo servizio pastorale nella chiesa del Carmine. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.